È atteso per mercoledì il rientro in patria della salma di Giovanni Stefani, padre di Erika, ministro per gli affari regionali e per le autonomie, e morto il 19 marzo in un drammatico incidente stradale in Algeria, dove si trovava per partecipare a una competizione motociclistica. Il 72enne, macellaio a Trissino, dove viveva da sempre con la famiglia, era infatti un grande appassionato di motori, una passione trasmessa anche alla figlia Erika. Un condizionale d'obbligo quello dell'arrivo il mercoledì, perché fino all'ultimo momento il rientro del corpo è rimasto in forse a causa delle difficoltà burocratiche affrontate nel paese africano, difficoltà poi superate nelle ultime ore. Giovanni era partito circa 2 settimane fa e stava partecipando al Tuareg Rally 2019 con il suo quad, un mezzo fuoristrada a 4 ruote. Il motociclo si sarebbe rovesciato sulle dune, travolgendo l'uomo dopo un salto. Il ministro Stefani, ancora molto provato, ha partecipato alla cerimonia di saluto del prefetto di Vicenza, ma con garbo e riservatezza non se l'è sentita di parlare ai nostri microfoni, confermando l'imminente rientro della salma, che arriverà nell'aeroporto di Milano o Verona. Il funerale verrà poi celebrato venerdì alle 15 a Trissino, nella chiesa di San Pietro, una cerimonia alla quale parteciperanno le massime autorità. Secondo indiscrezioni, anche il premier Conte e il vice ministro Salvini potrebbero arrivare a Trissino.